Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, American Truck Simulator, dopo Euro, di nuovo Euro Truck e American Truck e abbiamo comprato il nostro camioncino, eccolo qua, bello, fiero, arancione. Siamo al secondo viaggio con il coso, con il nostro, abbiamo fatto un prestito di 400.000 euro e devo andare a Santa Cruz, no, a Sacramento devo andare, ok, a portare un rullo compressore, ok. Un rullo sono 522 km. Si parte da Santa Cruz. Sono riuscito a scoprire 18 città su 20 in California. Devo ancora andare in Nevada, voglio andare con calma. Comunque ragazzi, questo gioco è da comprare assolutamente. Cioè le città sono fatte da Dio, le strade, stradine, una roba devastante, veramente. Cioè se non lo comprate mi incazzo, è ufficiale. La cosa è molto ufficiale, perché è fatto veramente con i controcoglioni, molto più bello di Eurotrack, sì, lo posso dire proprio con certezza matematica, con super certezza. Dai ragazzi, andiamo, spacchiamo tutto. Ho tolto la vibrazione, ce l'ho fatta ragazzi, non so come, ma ce l'ho fatta. Ok. Frena porco. Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc. Questo è il primo viaggio lungo, diciamo, tra virgolette. I love you, Kuman. Il nostro camioncino, il nostro primo camion, fioi. Non sono fatto arancione, intanto poi vediamo di trovare delle livree, insomma, delle skin, come dicono quelli bravi. Interessanti. Niente, prendiamoci un po' di soldi perché pago 4.000 al giorno di prestito, non è poco sinceramente. Non è poco, siamo col volante chiaramente. Benzina abbiamo autonomia 830 31 km. Cazzo no, meno male, posso aver sbagliato, mamma mi sono... Guarda questo con la roulotte, guardia, col camper, che cazzo è? Ok. Come sta comunque veramente figo, madonna, che bello American Truck. Non pensavo, ero un po' dubbioso perché io sono più europeo, quindi viva l'Europa, ma invece è vero che sono pochi, sono solo due stati, adesso arriva anche l'Arizona, però io sono convinto che prima o poi devono mettere almeno tutti quelli importanti, fioi, perché devi fare il super viaggio Las Vegas, Los Angeles, New York, ed è là che si gode. Ed è là che godi come un porco. C'è poco da fare. Ok, mancano 200 km, siamo a Sacramento centro, però noi siamo, cioè, nel senso la città è qua, ma dove dobbiamo scaricare, insomma, il rullo compressore è più distante. Ok. Siamo a casa di Nix. Sacramento downtown. Guarda che bello, l'alba californiana. Californication. Dai ragazzi, su. Buono, 80 km. Ormai sono le 7 del mattino. E portiamo sto rullo compressore. Teutonico. Perché è un po' teutonico secondo me. Cioè questa è una cosa bella che... Scusate. Oh madonna, singhiozzo come indiano. Che bisogna portare le robe anche al di fuori della città, anche di parecchio, perché alla fine più di 100 km esterno, Scusate. 100 km anche di più dal centro città è più reale anche, che sporo, perfetto, grande. Non è che siamo arrivati, comunque la grafica è proprio bella, proprio tutto caratteristico, come piace al Cume proprio, sapete che per me la grafica è fondamentale. Oh, questo tanto il nostro camioncino ha già 760 km intanto, in 2 viaggi. Buono, buono. Però sarebbe bello, io ve ne prego, Eurotrack, la SCS, che cazzo sono, per piacere. Fate gli stati del nord e al posto della pioggia scende la neve. Se mi fate sto regalo, giuro che veramente, non lo so. Cioè...
sarebbe the dream, the Sony, the dream, the fight in the my night, proprio, nell'inglese purissimo come indiano. No, a parte gli scherzi, seri un attimo. Sarebbe proprio la chicca finale, cioè. Spero che curva di merda. È proprio il sogno, speriamo, dai, speriamo. Poi devo cominciare ad andare anche in Nevada perché voglio vedere Las Vegas. Brutto, addirittura i 105 potevi fare là. Ah, poi qua lo devi cazzare. No, 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 sono un coglione. Dov'era il semaforo? Ma guarda, se anche una volta devo fare la cagata. Cazzo, è duretta, però questo. Aia. È abbastanza duro questo, eh? No, ma sono un coglione. No, infatti, non ho ragione io. Stavolta ho ragione, devo prenderlo così. Vai, Cuba. Dreamy Californication. Va in cui ho dato mar. Dai, gira prima, gira prima. Niente. Spero farai dei video su American. Lo sto facendo adesso, vecchio mio. Se la farò entrare, chi lo sa, chi lo sa. Chi lo sa. Chi lo sa. Vaffanculo. La. Che brutto essere gondolari, raga. Dai. Dai che è dentro. Ok. Merda. Tutto in diretta, ragazzi. Che bello. Ok. Adesso ci mettiamo così. Ok. Perfetto. O quasi. E adesso basta andare indietro. Ti. Ma come? No, ma dai, era proprio vaffancuore. Cioè, non capisco, sono dentro, cazzo. Perfetto. Yes! Bravo come. Erano bei soldoni anche, 6.008. Siamo a livello 4,5. E buono, raga. Un saluto dal commendatore veneziano. La Veneziana Trasporti sta cercando di dominare anche the United States of America. Ciao!